Allora, ciao ragazzi, oggi Gol Sicilia si tinge di verde ed è pronta col consueto appuntamento a tu per tu Instagram del giovedì alle ore 15:30. Ragazzi, prima di cominciare, prima di ricordarvi chi è l'ospite di oggi, che già vedo collegato, vi voglio dare gli ultimi aggiornamenti. Ragazzi, si è parlato tanto di Messina questa mattina e non trovano conferma le voci che vorrebbero contatti con i DS Agatino Chiavaro e col DS Salvo Castorina. Però c'è conferma sul fatto che gli Sciotto vogliano rilanciare con la CR Messina. Per quanto riguarda l'FC invece, come avevamo anticipato noi più di una settimana fa, arriva la separazione col DS Davide Morello. Detto questo, andiamo avanti. Ah, vi ricordo che domani, invece domani mattina, trovate news importanti sull'Icata, quindi domani collegatevi con Gol Sicilia che c'è una news importante in casa di Cata. Comunque oggi il nostro atto per tu Instagram riguarda un centrocampista, lui è Vito Lupo, centrocampista del Canicattì. Allora vediamo online, lo andiamo a aggiungere. Ecco, vedo che si carica l'immaginetta del nostro centrocampista del Canicattì, Vito Lupo. Con lui parleremo un po' di tutto, eccellenza. Eccolo lì, ciao Vito! Buon pomeriggio, ciao Vittorio. Oh, Ciao. vedo nuvoloni dietro di te. Guarda, sono tra le montagne. Dove stai? Canicattì? No, sono a Cammarata, sono a Cammarata. Ah, camarata. Sì, 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 sì. Bei ricordi di Cammarata, ricordo che anch'io da profano ho giocato lì una partita di promozione, ma i tifosi del Camarat sono fantastici proprio, Sì, cioè sì, mi è rimasti impressi quella partita so- lì. sono stati grandissimi anni, sono stati anni che si è fatta l'eccellenza in un certo modo. E Comunque Vito, come da lì è stai? cominciato tutto. Bene, sto bene, Vittorio, per fortuna sto bene. Tutto bene? Ti stai Sì, sì, sì. allenando? Per forza, per forza. Vedo che almeno tu chili non ne hai messi su, noi invece No. noi comuni mortali abbiamo... No, no, mi sono attrezzato prima in terrazzo con bici, pesi e qualcos'altro e poi ho la possibilità di andare al campo e quindi ho fatto qualcosa, mi sono tenuto in allenamento anche per mentalmente non scaricarmi, ecco, quello era il senso, che più che Chiaro, fisicamente era una questione mentale da tenere su. chiaro. Quanto ti manca il calcio giocato? Tanto, tanto, mi manca tanto, mi manca tanto, mi manca tanto perché per molti di noi è quello che facciamo da sempre, è quello che facciamo con amore da una vita intera, quindi 2 mesi e mezzo forse non mi era mai capitato di stare, anche tre, adesso sono quasi tre, quindi 3 mesi senza calcio probabilmente non mi era mai capitato, quindi è dura, è veramente dura. Intanto vedo tanti amici collegati, Mister Settineri, vedo Alfio Chiavaro, vedo Benedetto Iraci, vedo il nostro Sami, grande regista, ex Atletico Catania, girate tante piazze, ora non le ricordo neanche tutte. Sami, ciao Sami. Ha giocato anche con me, Sami, alla Oh, Tiger Brolo. alla Alla Tiger Tiger Brolo, Brolo. tra l'altro una grande annata, avete vinto Abbiamo prima vinto la Coppa Italia e poi il campionato, se non il sbaglio. campionato con un mesetto e mezzo d'anticipo. È stata una grande cavalcata quella. Vediamo se mi ricordo qualche giocatore, c'era Fagone in porta, Mamma mia, c'era una super squadra, eh. poi in difesa c'era Coaudio, Coaudio, Pettinato, Spinella, no, 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 no. L'anno che c'ero io c'erano Coaudio, Falanca, Pettinato, Di Napoli. Pettinato. Cioè, fermiamoci qua, Poi in che attacco, in attacco c'era il Pocio d'Agosta che era arrivato a dicembre, il Pocio, Rametta, Tindaro Tindaro Calabrese, Calabrese, e poi c'è Santo Salerno che era uno juniores ai tempi, c'era Sami, c'era Giovanni Biondo, Biondo. eravamo una grande squadra. E poi tra l'altro Mister Bellinvia mi pare c'era grande Magistro come Mister direttore Bellinvia sportivo. e super Antonio Magistro come direttore sportivo. Che poi il direttore Magistro è un po' sparito, diciamo, dai radar del Sì, calcio. vabbè, Sappiamo che c'è Antonio attività. ha intrapreso un'altra attività, dico, anche quella l'ha intrapresa con una professionalità assurda perché ha creato una cosa di fantastica. Quindi, però per me resta, io non ho mai visto nessuno lavorare come lavora lui, non ho visto lui curare i dettagli in un modo incredibile. È una persona fantastica. Manca a questo calcio. Manca tantissimo, manca tantissimo. Lui a quanto pare voleva ripartire con un settore giovanile a Capodorlando perché noi siamo rimasti in grandissimi rapporti. Solo che ovviamente questa pandemia ha un po' distrutto i piani di tutti, e anche il suo, perché lui aveva un bel progetto lì a Capodorlando, che a Capodorlando manca tanto il calcio.
Anche se lì sono tanto, tanto tifosi del basket anche. Sì, 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 però secondo me lì è più un discorso da fare di costa perché la Tiger è sparita, il Due Torri naviga non in buone acque, quindi secondo me si poteva fare una cosa proprio di quel comprensorio perché poi è tutto a pochi chilometri, è tutto a pochi chilometri. Colgo l'occasione perché vedo anche la New Pozzallo in diretta. Abbiamo contattato questa mattina Gigi Inflatini, l'attaccante ex Rosolini, con cui vogliamo dar spazio anche alla società Pozzallo. Ci sono tante, tante società di promozione che magari non erano prime, che però hanno grandi, grandi ambizioni, come, come il Pozzallo, appunto, che ha speso tanto e meriterebbe anche l'eccellenza. A proposito di eccellenza, anche voi, come la Pozzallo, eravate secondi in campionato. Sì, noi eravamo secondi Mm, dietro al battistrada Dattilo. mm. Secondo me ancora potevamo dire la nostra, ovviamente era difficile perché era difficile, però ancora c'erano un sacco di partite, un sacco di scontri diretti, noi dovevamo andare a Dattilo, il nostro obiettivo ovviamente era provare ad arrivare allo scontro diretto a -3 per poi giocarci tutto là. Però è un peccato perché se magari avesse cominciato con questa struttura fin dall'inizio con Mister Pippo Romano, con Vito Lupo, con viene in mente Matera anche, cioè oggi magari la classifica direbbe diversamente. Sì, probabilmente diceva qualcosa di diverso, però dico, dobbiamo dar merito al Dattilo che ha fatto 13 vittorie di fila, cioè l'ha persa la prima partita contro di noi, quindi anche se noi fossimo stati a Canicattì, il Dattilo aveva vinto sempre 13 partite, quindi dico, probabilmente noi eravamo un po' più vicini perché a dicembre quando siamo arrivati io, Matera, Danilo Greco, Peppe Pira, quando siamo arrivati eravamo a 13 punti, quindi il distacco era un po' più ampio magari eravamo un po' più attaccati e potevamo mettergli un po' di pressione in più. Sì, è stato un peccato non partire dall'inizio, però la società probabilmente aveva bisogno di rifiatare un attimo. Ma non c'è dubbio che comunque, volevo specificarlo, che il Dattilo merita la Serie D, anche perché è un paio di anni che fa le cose come si devono, quest'anno hanno investito tanto, hanno preso grandi giocatori, non stiamo neanche a dirla la rosa del Dattilo, però penso che la Serie D la meriti a prescindere da come vada. Tu come pensi che decideranno sui verdetti a tavolino, visto che comunque ormai inutile negare che non si riprenderà più a giocare dalla Serie Quel- 5? quello, quello è una cosa veramente difficile provare a riprendere. Non lo so, io credo che intanto le prime è giusto che vadano messe al campionato successivo, cioè nel senso le squadre che sono le prime in eccellenza è giusto che vadano in D è giusto che vadano in Lega Pro. Però si fa casino perché cioè, parte tutto dall'alto, se non si capisce intanto cosa succederà dall'alto, nelle categorie inferiori sarà una catena, quindi perché innanzitutto si era parlato che in Lega Pro non c'erano retrocessioni e quindi non ci potevano essere i pescaggi e quindi dico, sarà tutta una conseguenza. Però credo che il Sant'Agata che è secondo, il Canicattì che è secondo e hanno speso e investito veramente tanto, una piccola chance si ci debba dare. Poi ovviamente c'è chi accetterà, c'è chi no, però secondo me anche alle seconde si dovrebbe dare la possibilità di decidere del proprio destino. Proprio quello che dicevo, diciamo, del Pozzallo vale per voi, vale per il Sant'Agata, soprattutto per voi e per il Sant'Agata che avete speso tantissimo, mi viene in mente il mercato che ha fatto a dicembre il Sant'Agata, penso che tu l'hai seguito, ha Sì, preso sì, 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 Tiscione, ha sì. preso Sensi, ha preso D'Angelo, ha preso Perotti proprio da voi, cioè diciamo, è No, incredibile se non fanno salire di il Sant'Agata. sarebbe una beffa, perché non parliamo di una squadra che è quinta in classifica e ha speso tanto a dicembre. E poi non solo per il semplice fatto che ha speso tanto, per quello che hanno fatto sul campo. Cioè, tu non dai la possibilità a nessuno di giocarsi le ultime carte, che ci sta, perché se decidono che non si può perché non c'è la sicurezza, è giusto che lo facciano. Però almeno dare la possibilità al Sant'Agata di essere ammessa al campionato di Serie D. Poi magari il Canicattì accetterà, il Sant'Agata no, in promozione il Pozzallo non accetterà e via dicendo. Cioè, dico, credo che secondo me dovrebbero dare la possibilità, come dicevo prima, alle società di decidere il proprio destino, dato che non lo possono fare sul campo. Tu cosa pensi, diciamo, da giocatore? Ovviamente non fai parte della società, però sei una bandiera del Canicattì. Se dovessero proporre la Serie D al Canicattì, tu pensi che la società accetterà? Ci sono tanti punti da valutare. Il primo è il fatto che non sia un campo di proprietà, quindi, che ne so, dico, sono soltanto mie ipotesi, soltanto i miei pensieri. Se è Ravanusa, si potrebbe continuare a giocare a Ravanusa, magari con la proroga di un anno, perché a quanto pare, io sono stato ieri a Canicattì a prendere un po' di cose, a sistemare casa,
e ho notato che i lavori al campo pian piano stanno proseguendo, quindi questo non si è fermato per fortuna. Dico, sarebbe una soluzione per poter accettare la Serie D. Quanto avete pagato a proposito di questo discorso non avere a disposizione, cioè non giocare al Bordonaro, sia quest'anno sia l'anno scorso? Tanto, tanto perché è vero che Ravanusa l'anno scorso e quest'anno, quando ci sono stato io, era quasi sempre pieno, però parliamo sempre di 1000 persone. Abbiamo giocato una partita, no, due partite l'anno scorso a Canicattì ed era un'altra storia. Nel senso, l'ambiente ti spingeva da sola, c'erano 1500 persone e non era nemmeno tutto pieno. È veramente, anche perché a Canicattì, come ben sai e come ben sanno tutti, lo stadio è in città proprio, cioè è in pieno centro, quindi chi magari non aveva voglia di farsi 20 km per andare a vedere il Canicattì, col campo lì a due passi lo avrebbe fatto a prescindere. Ma Quindi poi un attimo paghi. stavamo parlando poco fa dei tifosi del Camerata, però neanche quelli del Canicattì Eh, hanno niente di no, meno. no, no, no. Io li vivo da 2 anni e danno veramente tanto a questa squadra. Danno, soprattutto la cosa che mi preme dire, è danno senza chiedere. Cioè, a me è capitato anche di stare in altre piazze che l'Ultras qualcosa la pretendeva, loro invece pagano il pullman per venire, ti faccio un esempio, per venire a Corigliano, eh, pagano il pullman per andare a Casarano senza chiedere niente a nessuno, senza chiedere un aiuto a nessuno. Loro è mentalità, come loro, come tantissime altre piazze importanti in Sicilia. Per loro è uno stile di vita e lo portano avanti in modo incredibile. Poi tu sei legato a doppio filo, cioè di questo legame con Canicattì, tu ne hai parlato diverse volte, comunque è una maglia che ormai senti una seconda pelle. Ma io credo che molte cose vanno a sensazione, proprio è una cosa strana, perché io l'anno scorso, l'ho detto già in altre circostanze, io l'anno scorso ero molto dubbioso di andare a Canicattì. Ero molto dubbioso non per qualcosa, non perché, sai, quei dubbi che ti vengono quando scegli la squadra, quando valuti alcune cose, dico adesso c'ho una famiglia, c'ho un bimbo, quindi devo valutare un po' di cose. Però mi sono buttato in questa esperienza e poi non volevo andare più via. Cioè, nel senso, l'anno scorso, io dopo che è finita l'annata sfortunata l'anno scorso, cioè, sarei voluto rimanere. Poi, per ovvi motivi, sono andato via, ho preso altre scelte. Però si è creato un legame importante, si è creato un legame veramente forte con loro. E infatti sei tornato, diciamo, alla prima occasione utile. Sì, 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 appena c'è stata la possibilità sono tornato. Io già a settembre ricevevo messaggi da qualche ultras che mi diceva: Ma è vero che puoi tornare? Me ne sono appena andato. Cioè, me ne sono appena andato. Non c'è nulla di vero. Appena ci sarà qualcosa vi farò sapere subito. Poco fa ci chiedevano se ti ricordi che partitone hai fatto l'anno scorso contro il Licata. Sì, 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 sì. Quella difficilmente la dimenticherò. Quella la dimenticherò difficilmente perché è stata quella del fattaccio che è successo. Però, vabbè, la prestazione era stata importante. Mm. Intanto l'anno scorso appunto avete pagato proprio il fatto che c'era davanti a voi uno squadrone come il Licata che comunque è organizzata anche in maniera società, comunque i giocatori sta dimostrando anche il suo indie, però è stata una stagione sfortunata perché avete perso comunque due volte ai rigori la promozione, diciamo, non ti possiamo nominare i rigori, Vito. Sì, no, 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 è stata sfortuna. Abbiamo vinto qualcosa. Per fortuna abbiamo portato a casa un trofeo che La Coppa. è stato un modo per far contenta la città, dato che non era mai successo. In più la società già a gennaio aveva messo in cassaforte un premio, dico, dato tutti gli sforzi che avevano fatto. Però abbiamo perso tanto ai calci di rigore. Ovviamente a noi la Coppa ha tolto tanto perché è vero che eravamo una rosa lunga, però in quel momento abbiamo avuto 2 o 3 infortuni di Angelo D'Angelo, di Benny Raci e di Peppe Polito e quindi un attimo giocavamo quasi sempre gli stessi. Infatti dico, a conferma di questo Valenti mi diceva che tifava per noi che andassimo avanti in Coppa perché ovviamente vuoi o non vuoi lasci qualcosa al campionato. Perché non dico che l'avremmo vinto noi, assolutamente, però magari saremmo stati fino alla fine più attaccati all'Icata per provare a vincere quel campionato che poi hanno vinto loro meritatamente. Ma no, era uno squadrone, diciamolo, a Sì, parte sì, sì, proprio sì, sì. D'Angelo e Iraci, adesso si sono ritrovati pure al Sant'Agata, però diciamo erano uno squadrone difficilmente imbattibile, però diciamo che di fronte ai rigori non ti ci vorresti più ritrovare.
Sì, 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 sì. Mi ci vorrei ritrovare. Io vorrei rigiocare qualche partita dell'anno scorso per un attimo riconfrontarmi contro loro. Anche perché noi all'andata l'abbiamo vinta noi, al ritorno hanno vinto loro 1-0, quindi è stata una bella lotta, dai, è stata una bella lotta. Tra l'altro tu avevi segnato in una delle due finali, se non sbaglio, vado a Io, memoria. io ho segnato nella finale di Coppa, l'1-0 l'ho fatto io. Eh. Abbiamo vinto la Coppa dopo che ne avevo persa una malamente qualche anno prima. Mm. Chiaro, chiaro, vabbè, però diciamo, si può dire che anche l'anno prossimo, se tutti i presupposti sono quelli giusti, tu potresti rimanere in biancorosso. Ma come dicevamo prima, dico, c'ho qualcosa in sospeso con loro, nel senso che io, come dicevi prima, mi sento legato a loro e vorrei. Gli avevo fatto una promessa quando sono tornato, la promessa era quella di provare a risuperare lo stretto insieme. Dato che sono arrivate ed eravamo veramente lontanissimi dal dattilo, quindi l'unica promessa che mi sono sentito di fargli era che insieme alla squadra provavamo a vincere la lotteria playoff per provare ad andare fuori lo stretto, perché so quanto amano loro fare le trasferte lunghe. Quindi se ci dovessero essere le possibilità le valuteremo insieme e proveremo a fare un'altra annata insieme. Chiaro, chiaro, vabbè, diciamo che è un po' presto per parlare di futuro, però quello che mi viene in mente è che, diciamo, voi tesserati, voi giocatori, dirigenti, allenatori, siete tra quelli che state pagando di più questo momento di pausa, o sbaglio? Sì, 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 perché ovviamente c'è stato stravolto tutto. Io vivevo a Canicattì, il mio bimbo giocava e andava all'asilo a Canicattì, mia moglie aveva tutte le sue cose lì, quindi in un attimo siamo trovati sbalzati a una vita diversa. Però sì, sì, noi giocatori, noi tesserati, cioè i dirigenti hanno un attimo. Siamo quelli che stiamo pagando un po' di più, non solo a livello economico, ma anche proprio a livello di campo e di situazioni varie. Facciamo un gioco, intanto i tifosi ti dicono ci parli di Federico Matera, vedo che comunque sui social scherzate, siete Sì, un sì, bel gruppo. con Federico siamo amici da 10 anni, quindi è stato un piacere ritrovarlo quest'anno. Già l'ho detto in un'altra intervista, lo sponsorizzo da un po'. Se ne parla veramente poco di Fede, a parte ora gli scherzi, a parte l'amicizia. Lui lo sa che io non sono, anzi, con gli amici sono più cattivo, che pretendo di più, dato che c'è un rapporto importante. E secondo me lui merita una grande opportunità e merita di stare tanti anni in piazze importanti. Mm. Facciamo un gioco, nello spogliatoio, diciamo, nel gruppo del Canicattì, visto che adesso hanno riaperto, diciamo, proprio oggi barbieri, ristoranti, roba varia, chi è che ti porti fuori a cena alla prima occasione? Dei tuoi Già sono, compagni? e chi mi porto fuori a cena? Peppe Tedesco. Mi porto fuori a, Invece, ce- a cena Tedesco. chi è che invece ti porti dal barbiere? Ciccio Maggio, subito, Eh, perché ho visto che si è combinato, ha fatto un danno incredibile da solo. è combinato Sì, malissimo. sì, sì, si è combinato malissimo. Invece, chi è la vittima preferita vostra degli scherzi, dello spogliatoio? Ce n'è più di uno. Matera è diventato uno da prendere in giro anche perché lui gli piace, capito? Gli piace stare sempre in mezzo a scherzare e a giocare. Quindi Matera è quello che è più vittima dei nostri scherzi. Le partitelle come sono? Infuocate? Mamma mia, partitelle è tosta. Partitelle è tosta perché da dicembre mi sono schierato con Ciccio Maggio contro Di Mercurio, Matera, Valenti, Cammareri, quindi un bel casino. Con Eh, Angelo Caronia con noi, quindi una bella lotta. Anche perché Pippetto Romano ce la faceva fare, era uno di quelli che partitella obbligatoria tutti i fine allenamento, quindi era un casino tutti i giorni. E diciamo che tra Pipetto Romano e Mister Terranova vieni da allenatori che comunque ti fanno giocare, no? Che Sì, no, no, cercano no. il calcio. E sono stati. Allora, l'anno scorso mi sono divertito e non vedevo l'ora cioè non vedevo l'ora che arrivasse sempre la domenica perché sapevamo tutto a memoria, avevamo delle giocate pazzesche. Mentre con Pippetto Romano, che già avevo conosciuto quando era noto, a parte persona fantastica, mi ha stupito in questo, nel senso lo conoscevo poco come allenatore ed è veramente pazzesco. È un allenatore che ti fa lavorare benissimo, non ti mette ansia, si prende lui le responsabilità, si prende lui tutte le critiche se ci sono, ma ti fa veramente giocare a calcio. Poi ha migliorato anche Matera tecnicamente, quindi, Quindi ha fatto il qui- miracolo. quindi è un fenomeno. Cioè, solo per quello è un fenomeno.
Ha fatto il miracolo. Ma comunque Pippo Romano, diciamo, è una garanzia, invece Mister Terranova è uno di quelli emergenti che comunque potrebbe fare carriera. È uno di quelli emergenti che già ha fatto, in questa categoria in eccellenza ha fatto veramente bene, bene, bene. Ha tecnologia che in eccellenza in D probabilmente non si vedono perché qualche volta abbiamo fatto allenamento col drone per la linea difensiva, quindi stiamo parlando di cose che per qualcuno può essere assurdità perché dice siamo in eccellenza, però chi ha voglia di crescere, chi ha voglia di imparare, ci sono molti giovani, quindi anche quelle cose ti fanno sentire giocatore importante, anche perché quello che io ho sempre detto a tutti, è vero che facciamo l'eccellenza, ma ci alleniamo martedì, mercoledì due volte, giovedì, venerdì, sabato mattina. Noi l'anno scorso il sabato facevamo un ritiro. Quindi perché cioè facciamo i professionisti e non possiamo sfruttare questi meccanismi che c'è un allenatore così preparato? Quindi, sotto questo punto di vista è uno che secondo me, limando alcune cose, potrebbe tranquillamente andare tra i professionisti. Diciamo che comunque nelle eccellenze a vincere c'è poco di dilettantismo, No, se ne parla. non c'è niente di Eh. dilettantismo, non c'è niente, lo sanno tutti e molti ancora fanno finta fanno finta di non saperlo, ma non c'è niente. Qual Eh, qual è quella riforma che tu andresti a fare in questo momento? C'è qualcosa che garantisse di più magari voi calciatori? cioè, per me è una cosa stupida, credo che se ne è sempre parlato, provare a fare anche un contrattino in eccellenza, nel senso, oppure, cioè, io nella vita sono molto bianco-nero, oppure la consideriamo eccellenza e la consideriamo dilettantismo, quindi non si può guadagnare più di una certa cifra e li regolarizziamo però. Poi chi vuole rischiare che guadagna, regolarizziamo 1000, chi vuole guadagnare 1000, 1001, quell'uno sa che è sua responsabilità al 100%. Però come si fa in Serie D, ormai si possono fare dei contratti quinquennali, si possono fare dei contratti quadriennali, si può mettere più di 10.000 euro pagando le tasse, cioè regolarizziamo un po' tutto questo, cioè niente di eccezionale, niente di fantascientifico. No, speriamo, quello che speriamo noi come Gol Sicilia, che come addetti ai lavori, è che comunque si usi questo periodo per sistemare sia dal punto di vista impiantistico, sia dal punto di vista delle riforme per garantire di più chi ci mette il cuore, chi campa le famiglie con questo modo. Assolutamente, Speriamo assolutamente. bene. Speriamo. Vito, che differenza c'è, visto che tu hai giocato un paio di mesi al Tolentino, al centro Italia, in Abruzzo se non sbaglio, No, è nelle Marche, attaccato proprio al Ne- confine. nelle È nelle Marche? Marche. Che differenza c'è tra quel campionato lì e quello siciliano? Allora, se parliamo di differenze, intanto io ho fatto due anni alle Marche, prima alla Recanatese e questo a Tolentino. Sì. Le Marche, credo il 99% delle squadre di Serie D è un'azienda. Cioè, la Recanatese è un'azienda, il Tolentino è un'azienda. Tu fai un accordo, l'accordo viene rispettato, il 3 si paga, si vince, si perde, si pareggia, si fa gol, non si fa gol, è un'azienda. E poi vabbè, il calcio, la Serie D secondo me è Serie D quasi ovunque, cioè ovunque, ovviamente ci sono dei gironi che c'è un po' più di qualità, però per esempio il Tolentino quest'anno c'era il Campobasso, c'era la Recanatese, c'era il Notaresco, che c'era Sansovini avanti, c'era il Giulianova, dico, c'erano piazze veramente importanti. Ovviamente si prova più a giocare a calcio, quello è una cosa veramente, veramente cioè la cosa che ho notato. Anche se ovviamente ormai il calcio è cambiato ovunque, quindi sono molte le squadre e gli allenatori che vogliono vincere giocando bene. Forse al sud c'è più calore, diciamo, da parte del pubblico e c'è più aggressività in campo. No, sì, sì, c'è più calore, però ti ho detto prima un paio di piazze che a Giulianova, Campobasso, sì. a Campobasso c'erano 10.000 persone, quindi dico, è una piazza abbastanza calorosa. Però Hai ovviamente, sfidato Mirko Giacobbe allora quest'anno. sì, contro Mirko, sì, 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 contro Giacobbe. Ovviamente al sud capita che su 30 partite, 28 ci sono 3.000 persone, magari in quelle zone su 30 solo in 15 ci sono 3.000 persone, sì, sotto quel punto di vista sì. Mm. Proviamo a fare un gioco, Vito. Proviamo a fare una top 11 di tuoi compagni nella tua carriera. Mi hai O, fatto una domanda. o scontentiamo qualcuno. No, possiamo provarci, però è un casino. È un casino perché io ti dico, partiamo dall'inizio, ti dico con che portiere ho giocato, almeno quello fammelo dire, poi la facciamo. Vai. Ho giocato con Valenti quest'anno, Iacono l'anno scorso, Ferla al Noto,
Fagone alla Tiger. Maraglino, che è un portiere pazzesco, che è stato il miglior, forse ha superato il record di Andanovic l'anno scorso a parare i rigori, che è un altro fenomeno. Giovani, Riccardo D'Alessandro, Ivan Mannino, cioè, ho avuto giocato con portieri veramente incredibili negli ultimi anni. Vabbè, diciamo che il portiere lo lasciamo perdere. No, portiere lo sai chi mettiamo? Mettiamo Dolenti, dai. Uno con cui non ho giocato, Danilo, me lo permetti questo? Che è il certo portiere che te lo... è il portiere che coi piedi è un fenomeno e quindi a me piacciono i portieri che sanno giocare così. Potevamo fare come Guardiola che voleva mettere Neuer a centrocampo, non so se hai sentito. Noi da centrocampo, sì. O Dolenti oppure l'altro che mi ha fatto perdere l'anno scorso a finale, dai. Vitale. Vitale, Mamma mia. anche Iraci l'altra volta ce l'ha maledetto in diretta Sì, 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 sì. a Virgilio. Virgilio è un altro amico. Vabbè, panchina l'allenatore lo vogliamo mettere? L'allenatore mettiamo Alessandro Potenza, è ex giocatore di Catania, Fiorentina, Eh, l'ho avuto in Puglia in Serie D un anno e mi ha cambiato il modo di vedere il calcio. Quindi soltanto per quello, perché poi né Pippetto Romano né nemmeno Terranova c'hanno niente in meno, anzi. Però mi ha stravolto il modo di vedere il calcio. ma lui ha giocato anche nell'Inter, se ricordo bene, quindi Bravo, diciamo è uno lui che... ha giocato nell'Inter, ha vinto pure un europeo under 21, è uno che ha giocato a calcio. Uno che ha masticato calcio. Allora, terzino destro. Terzino destro sai che mettiamo? Che lo facciamo arrabbiare? Mettiamo Iraci. Come? Lo vuoi Iraci riportare all'antica? lo voglio riportare perché avanti c'ho tanta scelta, quindi lo metto là che spinge tutta la fascia. Sai che mi dicevano che, non mi ricordo se Mister Pagana, una volta giocando contro, gli facevano fare il difensore centrale addirittura a Benny. Forse lo faceva giocare a tre, tipo il terzo di destra faceva, mi sa. Se non sbaglio al dattilo. Sì, sì, faceva il terzo, faceva il terzino al dattilo però pure molte volte. No, Mister Pagana mi diceva proprio difensore centrale. Infatti mi è No, no, sembrato strano quello. Ora glielo dico, chiediamo a Benny. io lo chiedo, è possibile che qualche partita l'ha fatta? A lui gli piace buttarsi ovunque. Benny, se sei ancora in diretta, dicelo, altrimenti poi lo chiamiamo dopo. Difensori centrali. Difensori centrali facciamo. Difensori centrali facciamo. Ciccio Maggio. Per forza, altrimenti dal barbiere con te non viene. No, no, ma perché tecnicamente è un giocatore che non c'entra niente con queste categorie. Proprio... E accanto a Ciccio mettiamo un animale. Angelo D'Angelo. Angelo, tanta roba. Ci dicevano di lui che se avesse avuto due dita di testa in più avrebbe Vabbè, ma giocato tra i professionisti. Tiscione, quella volta vi ho seguito un po' e Tiscione Ah, Pippo. ha detto sante verità. Quindi, Terzino sinistro. terzino sinistro metto Boris Zingales. E che era pure alla Tiger, se non Era la Tiger con me quell'anno e ha fatto bene, ha vinto tanti campionati. È un altro che gli piace stare nella metà campo in su, capito? Non gli piace tornare mai. sbaglio. Centrocampo a tre, Centrocampo a immagino. 3, sì, facciamo 4-3. Vito Lupo lo mettiamo? No, 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 non lo mettiamo così, ho più scelta, capito? Qualcuno si arrabbia meno. Così puoi dare spazio ad Che altri. facciamo Simone D'Arrigo, era quel capitano della Tiger Brawl quell'anno, Sì, poi si è fatto male. Poi un altro pazzesco è Totò Avola. Ci ho giocato alla Nissa con Totò, mamma, un giocatore incredibile. E l'altro centrocampista è Mimmo Aliperta. La mezzala adesso gioca alla Turris, ci ho giocato assieme ad Acropoli. sì. Avanti, avanti facciamo. Io sono innamorato di Giorgio di Cicirello. Giorgio è forte. È il numero 9, io dico che è il più moderno di tutti, il 9 più moderno di tutti. Poi faccio Angelo Caronia da una parte e a destra Donato Capozzoli. Diciamo che questa squadra avrebbe pochi avversari. No, i giocatori forti si trovano sempre, quindi anche questa squadra avrebbe i suoi problemi. Però se la giocherebbe con tutti, soprattutto fuori casa. Intanto il nostro Luca Di Noto ci scrive che Vito Lupo fa il direttore sportivo in questa top 11. No, 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 non fa per me, non fa per me. Non so se sarà mai qualcosa che farò, ma non credo che faccia per me. Però Vabbè, ma adesso sì, ancora è in questo presto gioco sì. per andare in campo. No, sì, qualche altro anno voglio farlo perché sto bene, mi diverto. Almeno 5-6, Vito. 5 vanno bene, 5 vanno Eh, bene, dove lo 5 vanno bene. troviamo? Altri centrocampisti della tua classe ormai se ne trovano pochi.
Ancora mi diverto, ancora mi diverto, ancora mi diverto, faccio arrabbiare ancora qualcuno, quindi fin quando si arrabbiano con me vuol dire che sto bene. Che poi Quando... sei completo come caratteristica, c'è un centrocampista completo. No, sì, gli ultimi anni, devo dire la verità, gli ultimi anni sono migliorato tanto, tanto qualitativamente. Come dicevo prima, a parte da Alessandro Potenza che mi faceva lavorare tanto su delle cose che prima trascuravo, ma perché se non trovi qualcuno che ti fa lavorare su quelle cose, tu giocatore fino a una certa età non te ne accorgi che ti serve qualcosa. Perché magari a 25 anni cioè, stavo ancora meglio fisicamente e quindi molte cose, sbagliavo più passaggi in una partita, però li recuperavo perché andavo a 1000. Adesso che magari vado a 999, provo a sbagliarne meno e quindi faccio caso su molte cose. Mm. Chiaro, chiaro. Vito, e tu hai giocato anche in altre piazze passate, mi viene in mente Agrigento, mi viene in mente Noto. Cioè, cosa pensi che possa rivitalizzare tante grandissime piazze siciliane che oggi sono nel dimenticatoio? Mi viene in mente anche a me Modica, Vittoria, Barcellona, Pozzo di Gotto. Cioè, ci sono tante piazze che hanno grandi tifosi che comunque oggi fanno fatica nel calcio di oggi. Eh, adesso è una domanda veramente difficile, difficile perché cioè, dopo sta pandemia, dopo sto problema, adesso trovare gente che vuole investire qualcosa è veramente dura. Però secondo me chi vuole fare calcio, chi deve fare calcio, lo deve fare nei limiti delle proprie possibilità e far bene. Solo così la gente si può avvicinare, solo così puoi anche in promozione, anche in prima categoria io credo che facendo le cose per bene, programmando bene una stagione, la gente si avvicina. Perché se non vede calcio da anni, se trova una società che spende poco, ma lo fa con parsimonia, lo fa bene, fa sentire bene quei giocatori che c'ha, poi pian piano le cose possono andare soltanto a migliorare. Mm. Chiudiamo con le ultime curiosità personali. Tu sei nativo di Palermo, se non sbaglio. Io sono nativo di Palermo, però dopo che ho giocato a Cammarata mi sono fidanzato, mi sono sposato e quindi sono un po' bastardino, nel senso che Metà e metà. Però ti volevo bravo. chiedere, tifi Palermo, vero? No, tifo Palermo, ma molto, nel senso, tranquillo, cioè nel senso, ovviamente sono contento che il Palermo sta facendo bene, probabilmente si troverà in Lega Pro, gli auguro di tornare nelle categorie che conta, io da ragazzino ero fisso in Curva Nord, quindi mi fa ben piacere, però non sono uno di quelli sfegatati che ha mai fatto trasferte assurde o che ha mai seguito il Palermo, io sono così in generale, non sono nemmeno tifoso scalmanato di nessuna squadra di Serie A. Ah, quindi diciamo sei uno di quei calciatori che comunque gioca e poi ha un'altra, cioè, altri interessi comunque No, fuori dal campo. non ce n'ho interessi. Ho quello perché, cioè, io ho quello che è il calcio, però per il mio lavoro guardo 1000 partite, cioè, mi concentro molto di più su quello che faccio io, che su una squadra di Serie A. Anche se guardo 1000 partite, comincio il venerdì e finisco il lunedì col posticipo. Perché mi piace, Ma perché adesso vedo altri lati del calcio, perché ho 30 anni, non lo so perché, ma per molte cose probabilmente. dico, da bambino avevi comunque un idolo. Da bambino seguivi Gattuso, era quello, sono cresciuto col mito di Gattuso, ovviamente. Quindi dai, confessalo che sei un po' rosso-nero nell'anima. No, non sono rosso, sono un po' bianconero, ma proprio leggermente, capito? Niente di importante. Lo so che non ti piace, però niente di importante. Te lo perdoniamo, Vito, te lo Ok, perdoniamo. grazie, grazie. Allora, Vito, ti ringraziamo per essere stato con noi. Avevi un pensiero tuo per chiudere, magari qualcosa che non ti abbiamo chiesto che ci tenevi a dire. No, abbiamo toccato tutti i punti, è stata un'intervista simpatica, mi hai Abbiamo fatto... scontentato tanti tuoi ex compagni. Ne abbiamo scontentati tanti, però per fortuna ho avuto tanti compagni di squadra, ho dato spazio ai più giovani, capito? Allora, Vito, io ti ringrazio per essere stato con noi, grazie mille. Grazie a te Vittorio, gentilissimo, e continua con Saluti. questa bella trasmissioncina che ci ha tenuto compagnia in questo periodo di problematiche varie. Andremo avanti sicuramente perché Gol Sicilia, come dicevo sabato, ama il calcio siciliano e quindi siamo qua per voi, per gli addetti ai lavori e per i tifosi. Ragazzi, vi ringraziamo tutti, vi rinvio, diciamo, al sito per tutti gli aggiornamenti 24 ore su 24, mentre giovedì ci sarà un altro appuntamento con gli Atto per tu, ma non vi svelo chi sarà l'ospite. Ciao Vito, Ciao Vittorio, buonasera a tutti e grazie mille. ciao a tutti, grazie ragazzi.